2 agosto, prime prove per la contraria di Voltaia, prime prove libere con noi il capitano Matteo Bocchi. Allora Matteo, che impressione hai avuto? 3 cavalli provati, soprattutto 2 a dire il vero, però quali sono le prime impressioni? Le prime impressioni, siamo contenti del lavoro svolto durante l'inverno, siamo riusciti a portare 2 ottimi cavalli alle prove, adesso faremo le nostre valutazioni e poi vediamo come ci si avvicina al palio e dove cadrà la scelta. Ecco, previsioni, cioè fare previsioni in questi giorni è sempre difficile, ovviamente dovrai incontrarti con la capitaneria e soprattutto con Giuseppe Zed. C'è intenzione di fare nuove prove, sappiamo che c'è tempo fino al 10 agosto, Lo quindi valuteremo dopo. c'è una settimana poco più, Sì, tanto sì. per essere chiari. Lo valuteremo dopo aver analizzato bene le prove di oggi con calma e se c'è bisogno ritorneremo ancora. Stamani 3 cavalli, questa sera lo stesso, la pista è stata sollecitata in qualche maniera, da esperto è stato Fantino, non solo il capitano. Che impressioni hai? E Giuseppe ha espresso pareri favorevoli, ovviamente le prove servono anche per verificare Sì, però dove fare piccoli interventi. la pista è veramente ottima, è stato fatto un bel lavoro, se arriva così al palio penso sia perfetto.